Al via da oggi, venerdì 11 ottobre, sul sito web di IRFIS Sicilia l'avviso che regolamenta la richiesta di agevolazioni contro il caro mutui per le imprese. L'avvio della procedura arriva dopo la firma da parte dell'assessore regionale all'economia Alessandro Dagnino del decreto con cui si attiva la misura voluta dal governo Schifani del valore di 45 milioni di euro. Le aziende interessate potranno presentare le domande a partire da 12 novembre sull'apposita piattaforma messa a punto dalla finanziaria regionale. Ci sarà un mese di tempo per raccogliere le istanze. Non si tratta di un click day. La piattaforma chiuderà il 12 dicembre. Sarà poi il momento della valutazione delle istanze. L'erogazione delle risorse agli aventi diritto è prevista entro il primo trimestre del 2025. La firma del decreto è frutto della condivisione con l'assessore all'attività produttiva Edita Maio e arriva dopo l'apprezzamento della Giunta regionale e il parere positivo della Commissione Bilancio dell'Arse. Sostenere il mondo produttivo è una priorità del nostro governo, ha affermato il Presidente della Regione Renato Schifani, e per queste ragioni abbiamo messo in campo un provvedimento che punta ad abbattere l'aumento degli interessi dei mutui a tasso variabile subito dagli imprenditori siciliani. Il successo della misura contro il caro mutui delle famiglie ha già confermato nei mesi scorsi che siamo sulla strada giusta per mitigare gli effetti dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita. La misura, afferma l'assessore al ramo Dagnino, rientra nel più ampio quadro di interventi del governo regionale a favore delle imprese. L'IRFIS è pronta a intervenire a fianco del sistema produttivo dell'isola per contribuire a realizzare questa misura voluta dal governo e votata dall'ARS. Possono accedere alle agevolazioni le imprese in possesso di almeno un'unità operativa nel territorio siciliano. Le aziende dovranno avere pagato entro il 31 marzo del 2024 le rate scadute nel corso del 2023 per finanziamenti, investimenti o fabbisogno di capitale circolante erogati da banche o intermediari finanziari e essere al 1 gennaio 2024. L'aiuto sarà calcolato nella misura del 30% dell'ammontare degli interessi pagati alle imprese e non potranno superare l'importo di 10.000 euro. Nella valutazione delle istanze saranno presi in considerazione il valore del tasso nominale applicato sull'ultima rata di finanziamento scaduta nel 2023 e l'ammontare degli interessi oggetto di richiesta di contributo, dando priorità alle imprese che avranno la sede legale in Sicilia.